Dalla costa abbiamo raggiunto in auto l'entroterra di Chiavari e ora ci troviamo a Varese Ligure, un paese molto carino che è stato insignito della bandiera arancione ed è anche uno dei borghi più belli d'Italia. Alle mie spalle vedete la piazza principale e il castello. Una delle caratteristiche principali di questo borgo è che è stato costruito con una forma continua e circolare, con degli archi tutti uguali come quelli che vedete alle mie spalle. Addentriamoci in questo che appunto è definito il borgo rotondo. Stiamo percorrendo il vicolo circolare di questo borgo e siamo rimasti colpiti da questa casa che è molto particolare, la casa del capitano, che nel 1500 ha subito diverse modifiche per essere inserita nel modo migliore nel contesto circolare di questo paese. Ecco un altro scorcio molto interessante di Varese Ligure, ci troviamo sul ponte costruito nel 1515 dopo una giornata di pioggia, perché appunto la pioggia portò via la pensilina che era stata costruita per condurre dalla parte del borgo che abbiamo visto prima a quella che vedete alle mie spalle. Su questo bellissimo ponte concludiamo un'altra puntata dei nostri 3 minuti di. Questa volta vi abbiamo fatto visitare il borgo di Varese Ligure che si trova nell'entroterra di Chiavari. Mi raccomando, se passate da queste parti venite a visitarlo perché è bellissimo. Vi do appuntamento alla prossima puntata.